Una storia pluridecennale proiettata al futuro, che dal cuore delle colline del Prosecco guarda ora ai mercati internazionali grazie a filiera corta e nuovi canali distributivi digitali. Fondata nel 1952, la cantina produttori di Valdobbiadene Valdocca ha percorso tutta la parabola della produzione vitivinicola e della cultura del vino principe dell'enologia di marca, come spiega il direttore generale Aldo Franchi. La cantina è una realtà ormai consolidata, ma se guardiamo un attimo indietro ai 60 anni di storia, vediamo i progressi che sono stati fatti da questa azienda in termini di comprensione del prodotto, in termini di rivalutazione del territorio e rivalutazione della professione viticola in quest'area. 60 anni fa l'azienda contava un centinaio di associati, poco più, e pochi ettari. Oggi abbiamo circa 600 produttori con 800 ettari di vigna, più di 800 ettari di vigna, ma soprattutto negli ultimi anni, pur producendo un prodotto che è molto popolare oggi, che è il Prosecco, abbiamo lavorato per ricercare all'interno di queste denominazioni, quelle nicchie di qualità che ci permettono di differenziare il prodotto e di avere argomenti di comunicazione diversi in una grandissima quantità di prodotto che oggi è da vendere, oltre 400 milioni di bottiglie. Quindi il nostro impegno è stato quello di individuare la qualità intrinseca nei nostri territori, di valorizzarla, di selezionare le produzioni, queste partite più piccole, e di proporle sul mercato separatamente, chiaramente con dei valori sicuramente diversi da quelli di una massa più ampia. Valdocca si è evoluta da semplice cantina sociale per il conferimento dei soci a consolidata realtà industriale impegnata nel miglioramento dei processi di coltivazione e di vinificazione con investimenti in capitale umano, ricerca e innovazione, allo scopo di offrire al consumatore finale un prodotto garantito dalla vite alla bottiglia e di qualità. Abbiamo lavorato anche sotto questo aspetto. La cantina è nata come azienda di trasformazione soprattutto della materia prima e poi di vendita di prodotto sfuso. Oggi la cantina è un'azienda che ha totalmente la filiera, dalla produzione della materia prima alla lavorazione, all'imbottigliamento, alla commercializzazione nei vari canali e soprattutto all'estero, anche quelli avanzati come le vendite online, per cui riesce veramente a trattenere quel valore aggiunto che in altri tipi di canali di vendita non si potrebbe raggiungere, non si potrebbe avere. Quindi siamo soddisfatti, diciamo, del risultato che oggi questo tipo di commercializzazione e di visibilità che abbiamo costruito ci permette di raggiungere. Negli ultimi decenni il Prosecco ha conosciuto un vero e proprio boom che ha portato le bollicine nostrane a rivaleggiare e anche a superare nel mondo lo champagne. Lo sviluppo però continua e Valdocca ne vuole essere ancora protagonista. E vedere da oggi ai prossimi 10 anni, diciamo, è difficile, però quello che io immagino fra 10 anni è che ci sarà una frazione molto più grande di produzione che arriverà sul mercato direttamente con i propri prodotti, invece di cedere il prodotto, la materia prima. Quindi ci sarà una ricerca per la produzione agricola, diciamo, di arrivare sul mercato per far proprie quelle parti di valore aggiunto che tutta la filiera deve diciamo, permettere di acquisire. Quindi sicuramente ci saranno altri marchi anche più piccoli sul mercato. Ci saranno, credo, anche delle concentrazioni di prodotto tramite associazioni di produttori che arriveranno sul mercato per proprio conto, e io credo che la produzione nel giro di 10 o 20 anni arriverà in maniera massiva sul mercato con la propria produzione, senza delegare questo a terzi. Quindi questo è un grande passo per la produzione e per i produttori agricoli. Sempre, naturalmente, mantenendo come riferimento tradizione e standard produttivi elevati. Direi soprattutto
avendo cura di seguire tutto il processo produttivo proprio in tutta la filiera, dall'inizio fino alla messa in bottiglia e poi anche alla commercializzazione. Questo sarebbe, diciamo, un grande obiettivo, perché garantirebbe al consumatore l'attenzione in tutte le fasi di produzione e anche successiva.